Ciao a tutti amici di mattoscacco.com, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere una partita rapid che è stata giocata fra il bianco e il nome di un ragazzino che non ci provo neanche a pronunciarlo perché è impronunciabile, sotto in descrizione del video vi dico il nome, e il grande maestro Guseinov che nel punteggio rapid raggiunge circa i 2007. La cosa divertente è che il ragazzino è circa su 2000-2100, il nero chiaramente 2007, quindi abbiamo un divario di quasi 600 punti che negli scacchi sono veramente un abisso e vedremo come il bambino riuscirà a vincere tramite un sacrificio incredibile. E4, C5, cavallo F3, difesa siciliana, cavallo C6, D4, cambio al centro e qui G6. Ok, solita variante del dragone accelerato, alfiere in E3, cavallo in F6, cavallo C3, alfiere G7, alfiere C4. Fin qui tutto di teoria, non c'è nulla da commentare. A rocco corto, come vedi il nero non ha perso il tempo nel spingere questo D6 e non teme chiaramente questo tipo di spinta. Alfiere B3, D6, adesso viene spinto questo pedone, F3, consolidando la struttura, alfiere D7, donna D2. Fin qui non commento nulla perché fa tutto parte della teoria, i soliti piani di gioco. Probabilmente adesso il bianco farà un arrocco lungo e quindi si darà via ad una partita, si dice con arrocchi eterogenei, ovvero su angoli opposti della scacchiera, e quando si ha una partita con arrocchi eterogenei sono partite molto violente perché vinci a chi spinge prima i pedoni sul lato opposto per andare ad attaccare il avversario. Questa sarà la linea che sarà seguita. In più, donne alfiere possono fare la famosa opera di sfianchettamento, la torre potrà essere messa su C8, potranno seguire sacrifici su C3, insomma i soliti temi che abbiamo nella difesa siciliana. Cavallo per D4, alfiere per D4, B5 in modo molto aggressivo, H4 anche il bianco inizia a rispondere dall'altro lato, A5 qui è proprio una battaglia all'ultimo sangue, cavallo D5 interessante, però qui attenzione, che ora il nero ha anche A4 e l'alfiere intrappolato. La partita prosegue con cavallo per D5 e una serie di cambi. Che cosa accadeva se ora il nero giocava a 4? La partita poteva continuare in questo modo, comunque il cavallo avrebbe catturato, l'alfiere avrebbe catturato, qui anche una serie di cambi e l'alfiere avrebbe avuto il modo di salvarsi. Quindi per questa ragione il nero ora gioca cavallo per D5, alfiere scuro per alfiere scuro, re per alfiere scuro, alfiere D5. Questo alfiere ora al centro veramente molto forte, minaccia anche la torre che va in C8. Fin qui, ripeto, ancora nulla di strano. La cosa strana è che il bianco non ha ancora arroccato e forse, onde evitare di mettere il re sulla colonna C, forse conviene che per il momento sia al centro. H5 partono i primi attacchi aggressivi. Torre H8. Il nero qui aveva paura chiaramente di cambi e di aperture di linee, per questo ha messo la torre su H8. Era una mossa che si poteva fare a meno. Arrocco lungo viene giocato finalmente arrocco lungo, donna B6, la donna lascia le due torri in collegamento e si prepara a supportare insomma l'attacco ad ovest. È il turno del bianco che va di G4, qui niente, qui sono partite aggressivissime. E6, attenzione ancora all'alfiere che non sa più dove andare. Su E6 il bianco gioca H6 scacco, il re va in F8 e ora tocco di classe del ragazzino, alfiere B7. Ora non so se era premeditata o no sta mossa, però è un tocco di classe. L'idea di questa mossa
è quella di deviare la donna dalla protezione della casa di sé. E infatti proprio quello che succede. Alfiere B7, donna per B7 e ora il punto D6 crolla. Il re si sposta e ora donna per D4 minacciando la torre. La torre va in G8 controllando questo importantissimo punto d'entrata. Torre D2 con l'idea probabilmente di andare a triplicare. Torre C7 per paura di appunto attacchi forti su questo punto. Attenzione, riesci a vedere ora la mossa interessante? Ti do 10 secondi per pensare, tocca al bianco. Ok, la mossa incredibile appunto è il sacrificio di donna su G7. Il nero non può permettersi di accettare il sacrificio poiché a seguito del cambio il bianco guadagnerebbe una torre in cambio di una donna e niente e nessuno può fermare la promozione di questo pedone poiché al re è impedita per il momento questa casa d'accesso. Quindi è meglio non catturare questa donna. Tuttavia ora la donna minaccia la torre, no? La torre va in F8 per essere protetta dal re, donna in H7, realizzando così un pedone passato, re in E7, donna G7, donna in C8, realizzando un po' di attacchi e sostenendo la torre anche a dare noia, G5, creando una casa d'ingresso forte per la donna, torre H8, attenzione che su torre H8 la combinazione è letale. Donna F6, il grande maestro abbandonò. Ora qui abbiamo un matto in 8/9 mosse, ma ora non c'è bisogno di vedere tutta la combinazione di matto, basta semplicemente vedere che dopo questo scacco il re è costretto ad andare o qua e ovunque vada perde la torre con scacco, è costretto a ritornare qui, scacco di nuovo, praticamente in balia del bianco che adesso potrà andare a promozione senza problemi. È stata veramente una partita interessante, piena di colpi tattici e complimenti al ragazzino, insomma, che ha fatto sicuramente una delle sue partite migliori della sua vita. Spero che anche questo video ti sia piaciuto. Lascia un like, un commento e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!